Ottimi gli indici di ascolto che ha avuto la seconda serie di Macari, la serie televisiva che si ispira ai racconti di Gaetano Savatteri. Oltre 5.418.000 gli italiani che ieri sera hanno scelto la RAI per seguire le nuove avventure di Saverio Lamanna e Peppe Piccionello. La fortunata fiction liberamente tratta dai racconti di Gaetano Savatteri. Lo share del 25% indica che un italiano su 4 ha visto le splendide immagini girate ad Agrigento, nella Valle dei Templi, nel Giardino della Colimpetra, del centro storico, Piazza Municipio, Scala dei Turchi, Hotel Villatena, la Farm Cultural Park a Favara, con alcune sequenze girate anche in notturna a Licata e a Porto Empedocle. Il primo episodio, dal titolo Il delitto della Colimpetra, in cui viene ambientata la vicenda, un giallo che parte da un misterioso omicidio avvenuto in un paradiso terrestre come il Giardino della Colimpetra. 2 ore di intrattenimento in cui Agrigento e le sue bellezze paesaggistiche sono praticamente sempre presenti. Sembra di assistere a un grande spot pubblicitario sulla Valle dei Templi, sull'Agrigento, i dialoghi tra i protagonisti più utili alla promozione turistica che funzionali alla storia, tutto quanto ovviamente a beneficio del territorio e di alcune location che hanno giovato oltre misura, e che ha visto anche la partecipazione di tanti agrigentini al film come attori e comparse. In merito arrivano anche i primi commenti, l'assessore al turismo Picarella che afferma come di tutti quegli uomini e donne che investono e credono nella potenzialità di questa città unica. Una dichiarazione che di fatto chiude la polemica su quei 40.000 euro della tassa di soggiorno versati alla Palomar, la casa di produzione della fiction, a titolo di contributo spese assolutamente giustificati a questo punto proprio per il modo in cui è stato confezionato il prodotto, dove la città di Agrigento non è scenario ma diventa assoluta protagonista alla pari con i personaggi, se non addirittura preponderante. A scrivere sul film di ieri sera anche Cantone Urso con Macari, ottima promozione del nostro territorio, si esprime così il presidente della quinta commissione consiliare turismo Carmelo Cantone, unitamente al presidente dell'AB, associazione B&B Leonardo Urso, esprimendo una grande soddisfazione per la promozione nella nostra città effettuata ieri sera nella puntata di Macari. La tassa di soggiorno, afferma Cantone, quotidianamente riscorsa dalle strutture ricettive di Agrigento, così come Urso, ha uno scopo nobile. Credo che ieri sera siano stati spesi bene questi preziosi soldi, reinvestendoli sulla città. Una promozione così alla nostra città non si era mai vista, continua Carmelo Cantone, ma in una sola puntata di un seguitissimo programma. Il nome della nostra città è stato ripetuto decine di volte. Macari ci ha dato la possibilità di mostrare all'Italia tutta il vero e attuale volto della nostra terra. Siamo certi che con la promozione dei nostri magici luoghi abbiano reso un buon servizio al nostro territorio.